Siamo partiti per fare un anello in Friuli Venezia Giulia che ci porterà sull'FVG1 da Udine a Grado, sull'FVG2 da Grado a Monfalcone e sulla Ida il rientro a Udine. Siamo al parco del Cormor. Abbiamo preso la traccia dell'FVG1. Vediamo se ci lasciano passare. Grazie. Scusa, siamo nel mezzo. Boh, qua almeno fanno manutenzione. L'attraversamento della zona stadio. Dicevi? Ho detto che sto facendo la prova se si riesce ad arrivare solo guardando la segnaletica. Stiamo uscendo da una delle porte, vecchie porte. Un sabato qualsiasi di fine maggio e siamo in colonna indiana. Coda. Ciao! Appena fuori Udine si continua su una stradina secondaria ma a basso traffico. E siamo nella campagna ed è finalmente una discreta giornata dopo tanti temporali e allagamenti. Allora si può andare sia di qua che di là, è uguale. Prima di Pradamano c'è un bel pezzo di ciclabile fatta bene, delle strade di campagna. Facciamo fare una corsetta a Ginger, Che ormai non ne può più. sì, questi pezzi su questi borghi, perché sono stradine veramente di borghi di campagna, sono proprio simpatici. Si attraversa la statale, via, un automobilista gentile abbiamo trovato. Siamo a Tissano, tutti i papaveri dall'altra parte. Il grano è quasi maturo. Ecco, all'ingresso di Palmanova siamo in coda. Dai, che se no chiude. Palmanova la sosta d'obbligo per rifocillarsi. Sì, Prima roba l'acqua per Ginger. Si va da bevere, aveva sete. Dopo caffè con brioche per noi. Hai visto il passaggio continuo delle biciclette? C'è il mondo. Il vero mondo oggi. Com'era la brioche? Buona, Caffè? buono. Ginger ha bevuto? Pronti? Per la partenza? Anin. Anin. Andiamo. Dopo Palmanova ancora un po' di sterrato. Laggiù c'è un temporale.
Il laghetto delle Ninfee vicino Strassoldo. Eccomi. L'ingresso cervignano, il pezzo lungo il canale, siamo vicino alla laguna. È bellissima questa deviazione, diciamo, dietro Cervignano. Siamo ancora in coda. Basilica di Aquileia. E qui abbiamo il giardino botanico e tutti i vari siti archeologici. Ormai facciamo parte del gruppone di austriaci o tedeschi, non so cosa siano. E adesso, se c'è posto, ci fermiamo al Bike and Break, che è proprio qua sulla ciclabile, anche l'entrata della ciclabile. C'è posto, perfetto. Non ci siamo fermati a vedere le rovine romane, ma Ci siamo fermati a vedere le polpette. gli ultimi rettilinei prima di Grado e si arriva alla laguna, e laggiù c'è Grado. Stiamo arrivando a Grado. Io sul rettilineo speravo di averti un po' distanziato, invece mi stavi incollata come una cozza veramente, eh? Le persone intelligenti non vanno a sforzare in bici, vanno a mangiare la grigliata di pesce. Fanno shopping la mattina e vanno a mangiare la grigliata, poi. Quella è vita, no? Come la nostra. Intanto siamo arrivati al porticciolo di Grado, che è sempre bello. Aspetta un attimo che vado a vedere quel Zonelli là, che di chi è. Ciao! Per cui questo è il famoso Zonelli di Renzo, no? Quello di Sergio. La meraviglia che hai lì dietro? Mi segue. Ha fatto qualche migliaio di chilometri. Eccoci, Parco delle Rose a Grado. E infine siamo arrivati a Grado senza prendere pioggia, nonostante il temporale davanti e il temporale dietro. Ma per Grado vi rimando all'altro mio video che ho fatto e lo trovate sul canale. Abbiamo nuvolaglie davanti e nuvolaglie dietro, ci inseguono. Ale che finisce di montare la bici e siamo pronti per partire. Siamo ripartiti da Grado, siamo sulla FVG2 da Grado a Monfalcone. Questo pezzo di ciclabile è veramente straordinario. Vi rimando al video appropriato, FVG2 da Grado a Sistiana.
Passiamo sull'Isonzo. Il cartello diceva fiume sacro ai popoli d'Europa. Stiamo per arrivare a Monfalcone. Tra poco lasceremo l'FVG2 che continua per Trieste e seguiremo la traccia dell'Aida. Ecco, qua cominciano le solite difficoltà. Fa la ciclabile ma non si passa con le bici, perché fanno le ciclabili ma non si passa con le bici. Come si fa a passare su un varco così stretto? Idem con patate. Qua passiamo sulla aiuola, robe da matti. Qua per fortuna hanno tolto una barriera, hanno lasciato solo una e allora si passa. Qua le hanno tolte tutte e due, boh. Ciclabile continua costeggiando questo canale. È bellissima la ciclabile qua che sta uscendo da Monfalcone lungo questo canale, è veramente carina, fatta bene. Primo intoppo all'ospedale di Monfalcone, la traccia finisce nel nulla. Proviamo. Dovrebbe essere questa, ma non c'è un cartello, non c'è niente, la traccia è più in là. Vediamo se è vero. Secondo intoppo all'altezza dell'ospedale abbiamo trovato una traccia, forse sta costruendo una nuova variante ma è bloccata dai lavori per cui non si passa. Ci sono 1000 cartelli di divieto, siamo in mezzo all'ospedale ma non so come altro. Ho visto uno che entrava in bici ma lui si ferma. Ecco, in effetti stanno lavorando, stanno costruendo la ciclabile che aggirerà l'ospedale ed è ancora chiusa, mi sembra là, perché andiamo giù di là, è ancora chiusa. Quel cartello di chiuso non so a cosa si riferiva, ma qua si passa. La strada sotto qua era un po' stretta, per dire la verità, è molto trafficata. Non si sa perché non lasciare i cartelli di chiuso se invece si passa bene. Questo è un mistero per me. Dopo l'ospedale si continua sempre su strade secondarie. Attraversiamo la ferrovia. E siamo sulla statale. Ecco, siamo davanti al Sacrario di Re di Puglia nella prima guerra mondiale. Zona sacra. Non curiosità di vedere, ma a proposito di ispirarvi vi conduca. Allora, la traccia dell'Aida ci fa passare di qua, non è molto invitante, ma proviamo a vedere se passiamo. Abbiamo fatto scendere Ginger, così si trasporta da sola. Sì, beh, il pezzo stretto era veramente molto breve, giusto il tempo di girare l'ossario, e adesso qua è un po' scassato ma si è allargato, si passa bene. Ginger si trasporta da sola. Un tratto lungo un canale su una stradina bianca con un fondo abbastanza scassato, però abbastanza carino per ora. Vediamo come continua. Inizia un fondo un po' migliore. Insomma, inizia un fondo un po' migliore, si fa per dire, se tagliassero anche i rovi sulla destra, facessero un po' di manutenzione. Qua si passa di là. Ciclabile ancora chiusa, però quando sarà aperta è proprio carina. Ecco, siamo finiti sulla sinistra Isonzo. E questo che vediamo a sinistra è il ponte di Sagrado. No, si mette, ma bici manda di là. Sì. E come si sale là?
Ma io qua non salgo, come faccio a salire, no? Qua. Come se non fanno una salita. Allora, c'era la passerella sul ponte, c'era la corsia per passare sul ponte sull'Isonzo, ma non c'era modo di salirci sopra perché c'è il gradino e c'era il marciapiede col gradino. Non hanno pensato che le biciclette hanno difficoltà a salire un gradino, soprattutto con rimorchio, soprattutto non dico una persona anziana, insomma qualunque cosa. Robis di Nocrodi. Qua ti manda addirittura sull'argine là. E secondo la traccia ti manda sull'argine, ma noi continuiamo sulla stradina qua perché c'era anche una bella sbarra di chiuso, ovviamente. Compenso, questo è un altro segmento carino, subito dritti, lui mi manda dritti. E già questa, che dovrebbe essere la stradina bella, mi sembra abbastanza scassata. Passiamo Gradisca, dove ci siamo rifocillati e adesso si continua, siamo circa a metà strada. No, non siamo passati, l'altra volta siamo stati sotto i colli là, le strade bianche un po' scassate. Questo pezzo in campagna è bellino, su sta strada con i colli lì davanti a noi, questo pezzo è bellino. Questo pezzettino prima di Corona era carino, con una bella strada, con una bella vista sui colli. Siamo dopo Corona, veramente bella questa strada con i colli sulla destra. Entriamo a Cormossa. Hai detto sembra esserci una ciclabile, chiamarla ciclabile è una parola grossa perché c'è il gradino. Se mi cade il carrello giù dal gradino in contromano, lì c'era anche la steccionata dall'altra parte, qua per fortuna non c'è, sembra più una trappola che una ciclabile, anche se c'era il cartello bicicletta. Qua a sinistra FVG 3, insomma sì, carino il posto, ma FVG qua di ciclabile se ne vede poca. Sì, a destra. Vieni qua. Ormai. Oh, qua almeno hanno fatto una riga per terra, dai. Manzano 3 km su, di nuovo strada secondaria per modo di dire, e qui abbiamo imboccato l'FVG 3 e c'è una parvenza di opera di tracciato. Peccato, aveva appena iniziato l'FVG 3, devo dire con soddisfazione, e dobbiamo subito lasciarla per fare il ponte e andare a Manzano. Peccato, perché era interessante. Beh, stiamo per arrivare a Butrio, siamo ancora su sta strada secondaria, si fa per dire, dove le macchine corrono a 100 all'ora. Oh, stiamo per entrare in una zona col limite. Vabbè, se vi piace fare ciclismo su strada con le macchine che vi sfrecciano vicino, ma neanche senza vedere una località di pregio, di interesse, cioè adesso arriviamo a Butrio, certo bisogna arrampicarsi sui colli, e lì ci sono dei posti belli, ma qua sotto in pianura non è che proprio sia il massimo.
Allora, io ho visto che qua c'era un inghippo, ma lui ti manda volontariamente sulla statale, sulla Udine-Gorizia, che è terrificante, Ecco, ci stiamo inventando un nuovo percorso che avevo intravisto quando ho studiato la traccia, ci mandava sulla statale, ma io adesso di fare la statale Udine-Gorizia proprio non ho voglia, per cui cerchiamo di inventarci un altro percorso. Sì, Ginger, sì, si sballondola un po', meglio che essere investiti da un tiro a 100 all'ora. Fai scendere Ginger, dai. Ho capito, ma passiamo a piedi adesso, con queste bici passiamo a piedi. Ti do una mano col carrello? Boh, adesso vedo. Vai, vai. Pradamano, comune virtuoso per le piste ciclabili. Certamente sì. Oh, per fortuna siamo tornati sull'FVG1 dopo aver attraversato il ridente paese di Pradamano. Siamo alla periferia di Udine. Ci siamo fermati perché? Mi faceva male il piede da morire. E non so perché dopo un tot mi comincia a far male sotto. Non Ti so. sei smassaggiata bene? Sì. Hai bisogno di massaggiatore personale? Già fatto, arriviamo a casa. Bene, laggiù si sta preparando un temporale sul Canin. Si sentono i tuoni. Rimane una domanda. Perché per andare da Udine a Monfalcone, dopo aver attraversato tutto il nord Italia, bisognerebbe seguire la Ida invece che preferire l'FVG1 e l'FVG2? Potete anche voi dare una risposta.